Allora, devo fare il pranzo. Voglio fare un risotto. Voglio fare risotto, esatto, risotto. Allora, procediamo. Il riso dov'è? Il riso per risotto credo di averlo in dispensa. Vado a vedere. Esatto, era in dispensa. Questo è per risotti, contorni e piatti freddi. Va bene questo. 14-16 minuti di cottura. Allora, preparo un riso con funghi. Oggi mi sono messa questa matita, vi faccio vedere qual è un po' scura forse per me, però non mi dispiace. Ho anche gli orecchini nuovi, questi sono gli orecchini di Shein, gli ultimi che ho comprato, e comprendevano, era un set di tre paia, all'interno c'erano anche questi qua fatti così. Aspettate, dov'è l'apertura? Così, ok, così. Questo qua col fiorellino, con gli strass, bellissimi, luminosissimi tra l'altro, non sono Swarovski ma sono molto luminosi, e questo qua che è simile a questo qui che ho già. Questo è rovinatissimo, tutto annerito. Ma li strauso, per cui ci sta che si rovinino. La matita invece è una She Glam, sempre di Shein, è la numero 204. Questa è la Momoyo, si chiama Momojo, Momoyo o Momojo, non so, comunque è quella, il colore è quello. Nel carrello ne ho messe anche altre perché sono molto belle, sempre preso su Shein. Sto usando questo che è uno stick per il contorno occhi, e io principalmente lo uso qua sotto, che è ho la pelle sempre molto secca qua sotto, e questo qua la idrata molto bene, anzi la rende un po' grassa, però per me va bene. Retinol Eye Cream Stick al retinolo, e anche la vitamina A dentro, questo. E poi io avevo comprato anche un cancella pori, però questo è più adatto per chi mette il fondotinta magari e ha bisogno di avere la pelle bella. Comunque avevo comprato anche questo, che però non ho messo. Però in genere questo stick qua lo uso tutti i giorni, più che altro la sera per la notte, essendo tanto grasso per la mia pelle, non mi fa reazione allergica. E niente, quindi la matita è quella, vado a far da mangiare. Non so se Bue è ancora qua fuori. Devo ancora aprire dei pacchi che sono arrivati ieri, sono ancora là. Ho aperto quello di Shein ma non ho aperto quelli. E vabbè, dai, faccio da mangiare e in caso ci sentiamo più tardi. Pomeriggio verrà la proprietaria di casa. Non ho aggiornamenti perché sono sempre qua in casa, quindi non mi muovo, e dovrei andare a fare la spesa questa settimana, al massimo la prossima. Ecco qua il mio piattino di risotto con i funghi. Adesso lo assaggio insieme a voi, non so come sia venuto. È venuto un po' troppo colloso, l'ho lasciato asciugare un po' troppo. Io mi perdo sempre e quindi la cucina non fa proprio per me. Comunque dai, secondo me è buono, eh. Assaggiamo. Però ho caldo adesso. Adesso ho caldo. Decisamente. Ma vanno molto a momenti. Ci sono momenti che muoio di caldo, momenti che muoio di freddo. Allora, assaggio. Buono. Forse manca un po' di sale. Manca un po' di sale perché ho messo il brodo, ma quello che cioè non ne ho messo tanto. Cioè non ho sciolto tanta polvere nell'acqua, quindi manca un po' di sapidità. Pensavo che i funghi fossero più saporiti. Comunque buono. E forse secondo me manca anche un po' di grana, quindi quello che è rimasto là adesso aggiungo il grana. Ne ho messo, ma ho sempre paura di metterne troppo e dopo il sapore del grana magari va a coprire quello dei funghi, e quindi non esagero mai tanto. In caso è sempre meglio aggiungere perché togliere è impossibile. No, però serve grana, manca proprio. Grana a parte, questo è l'outfit di oggi: magliettina, pantaloni marroni, e questi avevo preso una M. Avete presente quelli fucsia che avevo fatto vedere? Ecco, solo che sono un po' dimagrita, ho perso 1 chilo più o meno, e ho perso circonferenza cosce e anche fianchi, e infatti questa M è decisamente un po' grande.
Vabbè, non so cosa farci. Comunque mi sono vestita così oggi, sto sudando con la maglietta, per quello io non indosso mai le magliette, perché sudo tantissimo. Non ho ancora la chiazza, per fortuna. Però è per quello che io tendo a non mettere magliette con le maniche, a meno che non ci sia una temperatura un po' più fresca di questa. Però ho detto, stando in casa posso stare anche così. Mi sa che mi dovrò cambiare. Vado a aggiungere un po' di grana al riso. Cosa stai facendo per terra, tu? Tu cosa fai per terra? Pippo sta mangiando, sai? Ti mangia tutti i crocchi? Sì? Frega niente. Io sto decidendo se andare a fare spesa o no, perché oggi avrei voluto fare pulizie di casa. Ma siccome non devo fare pulizie tanto grosse, che mi richiedono tutto il giorno, perché cucina salotto bene o male è da spolverare, quello che volete, però è pulito. Il bagno è pulito, il corridoio è pulito, quindi stavo pensando che comunque le pulizie le posso fare anche pomeriggio, volendo. Però posso anche non farle, sinceramente, non è così necessario. E quindi stavo pensando di andare a fare la spesa, ma sono molto in dubbio se uscire o no. Perché mi serve spesa, sì, ma alcuni prodotti non li troverei in quel negozio. Cioè non li troverei proprio qua, dovrei andare a Belluno, quindi 50 km di distante, e io non ho voglia di andare distante. E quindi sono molto in dubbio, ragazzi, sono molto in dubbio su cosa fare. Mi è arrivata della roba di Ikea, ho preso le grucce perché ce le ho tutte di là, perché non ho niente, cioè per appendere in armadio non ho più niente, sono tutte diverse, non mi piace, non mi piace. E quindi ho preso quelle là di legno classiche. Poi ho preso i piedini, perché? Perché ho in mente una cosa. Ho in mente una cosa, io di là in camera ho messo quei due mobili Ikea, uno sopra l'altro, utilizzando la struttura, i due cosi laterali, non so come si chiamano. Ma non ha senso usarli, non ha senso, perché sì, tengono i due mobili rialzati dal pavimento, però non ha senso usare quelle due strutture laterali. Sono anche brutte da vedere. E quindi cosa ho pensato? Compro i piedini, costano 20 euro 4 piedini, Compro i piedini e li metto, così tolgo quelle due strutture laterali. Cosa faccio poi di quelle strutture? Non lo so. Non lo so, comunque i piedini di Ikea sono questi, sono quelli che ho utilizzato di là nella dispensa per i due mobili, il mobile lungo. E sono molto belli, davvero, sono molto belli. Altrimenti lascio così il mobile di là e metto questi 4 piedini al mobile in dispensa. Solo che mettendo i piedini al mobile in dispensa si sposta in avanti e quindi occupa più posto perché c'è il soffitto e delle scale, quindi non è dritto. Quindi non lo so. Sempre Ikea ho preso queste candeline piccoline, erano a meno di €1, che erano scontate, piccoline, durata 12 ore, ma buonina. Questa è la vaniglia e ne ho prese 3 perché io adoro la vaniglia, ecco, sempre più giù, mi raccomando. E poi ho preso anche questa è la, non mi ricordo se è rosa e gelsomino, no, rosa non è gelsomino, non mi ricordo. Sapete che non mi ricordo, vabbè, comunque questa qua rosa, se andate a cercarla, non me la ricordo. Comunque ho preso queste candeline qua, sono buonissime. Attenzione, non le ho accese, quindi non ho la più pallida idea se siano buone o meno. Poi un acquisto, un regalino che voglio fare alla mia amica, ma una cosa proprio una cavolata alla fine. Adesso vi faccio vedere, ho preso un set di orecchini, non sono come i miei, sono diversi come fantasia. Qua al sole si vedono, sono con l'azzurro, tutte le pietruzze azzurre. Siccome a lei piace molto l'azzurro, le ho preso questi. Poi non ingombrano tanto, non danno fastidio, non pesano. E con le bambine secondo me anche sono perfetti perché poi loro tirano magari. Quindi questi qua a lobo secondo me sono perfetti.
Poi sempre acquisti Shein, gli ultimi arrivati, ne mancano ancora. Ho preso una serie di fiori finti, piante finte per l'esterno. Poi ho comprato altre 2 cose per l'ingresso. Ho preso telo ombreggiante beige da mettere alle pareti delle fioriere e poi ho comprato un tavolino da Ikea 54x55 e 69 di altezza, quindi quello più piccolino. Poi ho preso i miei soliti sacchettini qua per l'umidità, qua sotto ce ne sono altri. E poi cosa ho preso? Allora, questo che è un balsamo per i piedi, Cotton Fioc. Io amo questi qua di Shein perché sono duri, hanno poco cotone e non so, mi piacciono questi qua, ma anche per le sbavature quando metto magari la matita, ok? Questi qua vanno molto meglio rispetto ai Cotton Fioc classici e hanno il bastoncino di legno e niente, il normale cotone. Io prendo sempre questi che alla fine convengono. Ho preso anche queste spugne. Come sono? Non ne ho idea, che costano sicuramente meno e forse valgono anche meno di quelle che prendo di solito di Vileda. Però alla fine costano poco, anche se valgono poco, non ho pagato uno sproposito. Non ho altri aggiornamenti, adesso decido se andare a fare la spesa o no. Ma non so, non sono convinta. Perché sì, ho bisogno, però posso andare avanti oggi, domani, dopodomani, cioè posso andare ancora avanti. Però avrei bisogno comunque di fare spesa. Oggi Franz non sarà a casa in tutto il giorno, tornerà a casa stasera, andrà a mangiare una pizza con un collega, perché altrimenti verrebbe troppo tardi a cenare a casa. E quindi sarò sola tutto il giorno e non dovrò cucinare. Cioè, nel senso, per me il pranzo è già fatto, perché ieri mi è avanzato un po' di risotto e quindi mangerò quello. E per la cena, sinceramente, io a cena non ho sempre tanta fame, anzi, la cena alle volte non la faccio neanche. Non è tanto corretto, però non posso neanche sforzarmi di mangiare se non ho voglia. Stasera vedrò. Comunque ho ancora della roba in congelatore e quindi devo usare quello che cioè vorrei cercare di finire il più possibile di usare un po' tutto quello, il cibo che c'è messo da parte, soprattutto quello che mi ricordo che è lì da più tempo. C'è anche del pesce che è lì da un po' più tempo, quindi devo cercare di consumare prima quello che c'è a casa e poi vorrei fare una spesa, ma una spesa più mirata sarà difficile. Anche perché poi vado in negozio, vedo delle cose e dico anche questo mi serve, che magari non è nella lista della spesa. E quindi niente, cioè, voglio provare a fare questa cosa, ecco, a seguire la lista. Impossibile secondo me. Comunque adesso vado a vestirmi perché ho un freddo. Cerco di darmi una mossa, anche se non ho voglia. Anche se non ho voglia perché sono andata a letto molto tardi. Ah, stanotte, era l'una e qualcosa. Praticamente c'erano 2 ragazzini, sì, non erano tanto, ma avevano meno di 20 anni tutte e 2. Avranno avuto, 15, 16 anni, 17, secondo me. Erano qua fuori seduti sulla terrazza. E allora sono andata a mandare, cioè li ho mandati via, più o meno gentilmente, ma li ho mandati via perché insomma ci sono delle panchine, vai a sederti su una panchina, non a casa degli altri. È questo che io non sopporto, cioè la gente, i ragazzini, i bambini non hanno più rispetto, non gli viene più insegnato il rispetto, a parte quello che vi dico sempre, il rispetto per le cose altrui, per le proprietà altrui, il rispetto per il prossimo, non viene più insegnato. Ma com'è possibile? Cioè, io non so, sarà che sono andata all'asilo con le suore e la suora lì era molto bacchettona su certe cose, sarà quello, sarà che non lo so, però è tutto così strano. Cioè, veramente i giovani, poi non ti puoi fidare a dire niente perché metti che hanno un coltello, ti accoltellano. Cioè, è sempre peggio.
e non puoi azzardarti a dire niente, ma neanche i genitori non possono azzardare a dire niente, perché rischiano anche loro. Sì, ma se i figli sono cresciuti così, è colpa anche dei genitori, cioè principalmente dei genitori. Chi decide di avere figli adesso, un figlio adesso, è veramente pazzo, secondo me. È pazzo, perché sarà sempre peggio andando avanti, sarà sempre peggio. Non so come andremo a finire, sinceramente.